Non nasconde la sua personale emozione la direttrice Cecilia Alemani nel vedere la 59esima esposizione internazionale d'arte Il latte dei sogni, a lungo progettata, finalmente realtà. Oggi è stato molto emozionante, ma ho avuto un momento molto emozionante qualche giorno fa quando sono entrata nella stanza centrale del padiglione che era stata finita a posto con le luci ed è una stanza a cui ho pensato per tantissimi mesi e vederla realizzata lì davanti a me da sola è stato molto molto emozionante. 90 padiglioni tra i giardini e l'arsenale, i luoghi più rappresentativi della città, 213 artisti di cui ben 191 donne, 58 nazioni rappresentate e un pensiero forte rivolto all'Ucraina, per la quale la Biennale ha dedicato, oltre al padiglione ufficiale, anche Piazza Ucraina, nella location centrale dei giardini. Il padiglione russo invece è chiuso, non per scelta della Biennale, ma per decisione degli stessi artisti che vi hanno rinunciato. Il latte dei sogni è il titolo della 59esima esposizione d'arte alla Biennale di Venezia, è un titolo preso in prestito da un libricino per bambini scritto da Leonora Carrington, una famosa artista surrealista, un libro che forse per bambini non lo è tanto, ma è un libro che è anche abbastanza spaventoso e celebra un mondo in cui è possibile cambiare. Saluto calorosamente tutti gli spettatori di Antenna 3, spero che abbiate modo di venire alla Biennale di Venezia, non siate intimiditi, è una biennale grandissima, ce n'è per tutti i gusti, famiglie, bambini, adulti, esperti e non esperti, ci sono tantissimi padiglioni nazionali, potete vedere arte da tutto il mondo in una sola giornata e perché no anche passare tempo nel bellissimo parco dei giardini. Il messaggio di questa mostra è la celebrazione sia dell'umano in relazione ad altre specie, ad altre forme di vita, in relazione al pianeta, la celebrazione di una vita espansa.